Buongiorno dal Barella, il presidente Luca Zaia ha celebrato l'inaugurazione di Golletta Cattolica, un'imbarcazione restaurata destinata a diventare un nuovo polo di eccellenza per la ricerca e la divulgazione delle questioni ambientali. La nave della Fondazione Golletta Lab rappresenta ora un punto di riferimento cruciale per la tutela della biodiversità locale, con particolare attenzione rivolta al mare. A bordo di Golletta Cattolica verrà dato spazio alle attività di studiosi, studenti e docenti, promuovendo così la crescita della consapevolezza ambientale. Questa iniziativa è stata fortemente promossa dalla Regione Veneto, dall'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po e da Lega Ambiente, con il supporto della Fondazione Cariparo e dell'Università di Padova. Questo conferma l'attenzione per il Polesine, un'area tanto affascinante quanto delicata che richiede una cura particolare. 40 anni fa il sentimento della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente non era un prerequisito. 40 anni fa solo poche persone illuminate hanno iniziato a parlare di ambiente. Io non sono iscritto alla Lega Ambiente, però è giusto dire quello che è, cioè che questo sentimento che oggi è un prerequisito, perché se voi andate a dire a un ragazzo, a uno dei nostri ragazzi, ma sai questa produzione è sostenibile, è green, si mette a sorridere e vi dice ma è un prerequisito, non serve neanche che tu me lo dica, anzi siamo molto più avanti rispetto a molti temi del rispetto dell'ambiente. Quindi oggi ci vedo non solo un'azione pacificatrice, no? Ma ci vedo anche un'occasione per ringraziare tutto quello che rappresenta Golletta Verde, perché se il Veneto oggi è quello che è anche grazie agli stimoli che voi avete portato, diciamolo fino in fondo. 40 anni fa avevamo ancora i cani legati a catena. Voglio ricordare che il Veneto ha fatto una legge per evitare che i cani siano legati a catene, ma faccio un esempio per dire che 40 anni fa non c'era questa sensibilità ambientale. Presidente di Lega Ambiente, l'importanza della Golletta Cattolica qua nel Polesine, uno dei territori più fragili in assoluto d'Italia. Beh, insomma, questa è una imbarcazione per noi storica che ha fatto la storia della nostra associazione e che ha fatto un po' la storia del nostro paese, visto che nel 2017 fummo invitati dalle Nazioni Unite a parlare al Palazzo di Vetro a New York durante la prima conferenza mondiale sugli oceani, proprio delle nostre attività che abbiamo fatto dall'86 con Golletta Verde, e la Cattolica è stata una parte importante di questa storia. Il lavoro continua, il lavoro della barca, il lavoro di Lega Ambiente insieme agli altri partner che hanno fatto nascere l'avventura di Golletta Lab, perché insomma alcune missioni sono completate. Altre nuove devono essere assolutamente portate a termine e continueremo a dare il nostro contributo anche con questo progetto, con il parco, con la Fondazione Cariparo, con l'Università di Padova e con la Regione Veneto per affrontare quelle che sono le nuove emergenze di questa parte del Mar Mediterraneo. Presidente Gasparini, è una giornata importante per la comunità del Polesine, ma soprattutto anche per il Parco Delta del Po. Cosa rappresenta questa inaugurazione di questa Golletta Cattolica? Ma rappresenta assolutamente una parte importante del nostro brand, l'ho detto prima, fa parte di tutto quello che è il contesto di quello che noi vogliamo fare per il futuro del Polesine, del Delta del Po e soprattutto per le nostre genti. Qui stiamo parlando di un'inaugurazione di una barca storica che è del 1936 e che oggi diventerà non solo per il Delta del Po e non solo per gli alunni delle scuole della provincia di Rovigo di Padova, ma per tutto il Veneto un'aula didattica. Questo per dire cosa? Per dire che lei porta con sé già l'icona del rispetto dell'ambiente, dove gli studenti in questa fase andranno a fare studi e approfondimenti per quello che è i loro studi dell'università, ma è anche l'aspetto psicologico che rappresenta questo progetto, perché è un'icona del rispetto dell'ambiente, delle specie marine, delle specie protette e quant'altro, ma che crea anche una tipologia di turismo che a noi interessa. Il Presidente di Lega Ambiente ha detto che voi siete i custodi di questo territorio tra i più fragili d'Italia. Voi come vi sentite in questo ruolo come Parco del Delta? Abbiamo una responsabilità da una parte e un grande orgoglio dall'altra, perché significa che siamo in un territorio bellissimo e meraviglioso. La responsabilità è quella di attenersi alle regole che ci sono anche già da livelli amministrativi europei, che sono quelle della salvaguardia dell'ambiente, delle specie protette e soprattutto di quello che è l'equilibrio con l'uomo.